Bella raga, ciao a tutti dal Comandante Veneziano. Giornata finale delle Olimpiadi di Milano e Cortina 26 comendiane. Stati Uniti 27, Italia 26, poi Austria 18, Norvegia 14. Queste quattro nazioni si giocano il medagliere. Però ci sono altre 8 medaglie da assegnare, ma sono tutte nello sci di fondo. 8 medaglie. 8 medaglie. La Norvegia può ancora vincere nonostante un'Olimpiade un po' sottotono, ma ce la può fare. Certo, deve spaccare i culetti un po' a tutti con praticamente doppia medaglia su tutte le finali. Anche perché sono 8 medaglie tutte nello sci di fondo. E nello sci di fondo l'unica squadra ad avere il bonus è la Norvegia. Noi dobbiamo stare attenti a chiaramente la sorpresa USA, che dobbiamo stare attenti, perché in questo momento ha solo una medaglia, e l'Austria che può rompere i maroni, quindi attenzione. Dopo 4 di 8 facciamo un riepilogo del medagliere e poi abbiamo le ultime 4. Sono tutte discipline di sci di fondo, purtroppo il gioco ci dà solo una tipologia di specialità. Speriamo magari dopo NGL Biathlon, NGL sci di fondo, speriamo che abbia quel gioco là, qualcosa di incredibile, e sta piacendo tantissimo e sono felice. E lo porterò anche in diretta sicuramente. Intanto ragazzi cominciamo. Lo sci di fondo purtroppo è una disciplina dove non sono fortissimo, quindi abbiamo 8 possibilità. Dobbiamo tentare di capire la tecnica, perché ci ho provato anche, sono sincero, ho fatto 2 o 3 prove e a livello difficile è veramente difficile. C'è poco da fare. Iniziamo. Prima finale delle 8. C'è tensione, Beppe. C'è tensione. Ti preparo anche sci di fondo alle Olimpiadi. Ok. Così chiaramente la Norvegia ha, e visto che non la possiamo vedere prima, tra le 3 squadre quella che ha preso quella che nel medagliere reale ha più medaglie, chiaramente è la Norvegia. La Norvegia se prende l'oro ha 2 ori, argento, oro, argento, bronzo, argento, bronzo. Quarto posto, bronzo. Ok, fiori. Si parte. Ormai ho un'impostazione con NGL Biathlon, però possiamo far bene. Dobbiamo cercare di stare sempre un po' di più rispetto alla barretta, secondo me. Questa è la chiave del successo, a mio modestissimo parere. C'è una tensione, ragazzi, perché la Norvegia è veramente dietro, Con una Norvegia anche, tipo a 20 medaglie d'oro, ciao, ma 14 sono pochine. Se possiamo spingere un po'. Un ritmo elevato in questo tratto. Basta che non si stanchi presto, altrimenti alla fine gli mancheranno le forze. Vediamo con questa tattica dove siamo. Sì, 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 sì. Bene, siamo. Attenzione in diretta. Un bronzo nell'Olimpiade vera per l'Italia. È molto forte. No, 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 non cappellare adesso. Un ritmo. Non stiamo andando male, Solo che devo farne 8 di queste, reddito. Poi alla fine è così. Alla fine sci di fondo a manetta e silenzio. Ok, stiamo attenti solo a recuperare un po'. Siamo nel classico Simply Work Class. Simply Work Class. Dai, Cube, che puoi spaccare. Una prestazione al top. I secondi siamo, Dai, Cube. Vai. Velocità elevata.
Velocità estremamente elevata. Buono, buono. Credo che debba risparmiare un po' delle sue forze. Se continua così, crollerà a metà gara. Ma stai buono te, crollo, io non crollo. Io barcollo, ma non bollo. Vai, fioi. La tattica è questa, ragazzi. Ci vuole, non possiamo, dobbiamo essere un po' precisi, un po' di più. Basta quell'inezia, come si suol dire. Sarebbe bello partire con un oro, ciao. Sarebbe stupendo, attenzione. E finisce la prima di 7. E finisce la prima di 7. Vediamo dove finiamo. È un bel benchmark questo. Tempo può aspirare ad una medaglia. Attenzione. 1, 2. Secondo. 3 che svolso, però. Il primo ha fatto un merdone. Detta proprio simpaticamente. Ti prego, no USA però. Ok, allora vediamo. Un po' paura però tra Svezia e Olanda. La Svezia è la seconda, quindi attenzione, partiamo subito con doppio oro norvegese. Norvegia doppio oro. Attenzione alla Norvegia che parte a strombattuto. Svezia oro. Italia un bellissimo argento che può essere utile a parità di medaglie con lo USA. Olanda che non molla, un bronzo d'amore. Bronzo d'amore. Spero di non sparare troppe cavolate, ma sono stanchissimo. Ok, fioi. Vai, raga, seconda. Secondo me la hanno overperformato a 3-6, però avevo un margine di 2 secondi, secondo me. Però, ragazzi, un argento bellissimo. Siamo forti, siamo competitivi. Possiamo, cioè, se limiamo qualcosa possiamo vincere. Secondo me basta 2 ore è fatta, secondo me. Che la Norvegia la partita subito a bomba. Vediamo. Ovviamente a questo livello è 2. Il ritmo c'è. Il ritmo c'è, Beppe. Il ritmo c'è. Beh, sarà impossibile che possa mantenere questo ritmo fino alla fine. Non sono riuscito a sprintare. Qua forse perdo. Qua forse perdo. Sì. Vedi, stessa gara. Si sta stancando. Ho fatto un piccolo errore, lo pago così. Infatti siamo quarti. Questo tempo intermedio è invidiabile. Vedi, basta un inizio, come si suol dire in polacco antico. L'importante è capire cosa combina la Norvegia, Stati Uniti. L'Austria, secondo me, qua, boh, non lo so, stiamo zitti che è meglio. Vedi, a occhio, sono più indietro rispetto. Però vedi, tirano, vedi, però sono più lenti davanti. È tutto da capire, raga. Non è semplice questo sport da decifrare. Questo è il classico Simply World Class. Il tempo intermedio sembra essere buono. Insomma, non ci siamo tanto, raga. 4 secondi dal primo posto. Adesso un ritmo molto elevato. Non ho margine, non ho margine, no margine, no margine. Diciamo che a 3, dal 3,6 al 3,8 è la medaglia d'oro, secondo me. Questa è la mia modestissima idea. E siamo ben lontani. Anche dal mio record di 3,10. Sì, fuori medaglia secondo me al 100%. Sì, il risultato finale parla da sé. Avrebbe potuto fare di meglio. Sì. Quinto posto. Ti prego, no, America. Porca.
Eccola qua. E adesso so cazzi. Siamo a pari merito. Finlandia argento. Norvegia argento e bronzo. Quindi Norvegia, insomma, con questa prestazione è un po' fuori dalle possibilità di vincere. Ecco. Doveva fare, secondo me, così a occhio, almeno 6 doppi e 2 normali. È una bella botta questa, eh? Siamo a pari merito con... Benvenuti alla gara di sci di fondo di Bragelato Plano. Qua non so se ho il margine per vincere un Adesso oro. si tratta di vincere o perdere. Chissà a cosa starà pensando in questo momento. Questo è stato il segnale di partenza per lui. Mamma mia, adesso ho un po' paura. Concedetevi un po' di paura. Sono teso perché non mi aspettavo l'America subito oro così. Non me l'aspettavo proprio. Però calma. Il Kume ci ha dimostrato che può fare tanto. Può fare tanto la differenza con il cuore come indiano. Vai! Molto forte, ma deve organizzare molto bene la sua gara. Qui non sembra del tutto in forma. Stai buono. Il tempo intermedio Straordinario, sì. Non siamo primi, ma va bene. Non siamo primi, ma va bene. 19 millesimi. Siamo alla terza prova. Abbiamo le stesse medaglie. Però forse noi abbiamo più argenti, adesso non mi ricordo. Comunque, vabbè, calma. La sento, perché siamo in casa. Perdere le medagliere proprio in casa, mi direi i maroni. A occhio siamo tanto più vicini del solito, però, Come provaci, non aver paura. Come siamo grandi, noi siamo grandi. Siamo mass grandi. Buono, buono, buono. eccellente tempo insomma. intermedio. È qua che faccio fatica, purtroppo. Sta facendo dei tempi molto buoni. Sì, è molto veloce. Però. Mi chiedo come farà a mantenere questo ritmo. Non basta per loro, non basta per loro. Attenzione. Vai, Fioi. No, già di sprint però. No, già di sprint. Cosa ho sbagliato. Potevo gestirla sicuramente meglio. Vediamo. Sicuramente rischiamo di perdere anche la medaglia all'ultimo settore. Peccato. Vabbè. Era prevedibile. No, terzi, no, dai. Ok. Allora. Germania oro. Finlandia argento. Italia bronzo. Bel bronzino. Norvegia bronzo. Siamo al giro di boa. Pronto il prossimo atleta dell'Italia. Siamo al giro di boa. Si parte. Siamo al giro di boa. Devo fare almeno un 3 o 3 minuti e 8 è il limite. Dai 6. 6-8. Ho partito anche bene, cavolo. Quello americano è pesante.
Sono arrivato allo sci di fondo, purtroppo con troppo poco margine. Dai, dai, dai. Beh, sarà impossibile che possa mantenere questo ritmo fino No, alla male. fine. Non dovrebbe dare il massimo troppo presto. Terzi. Questo tempo intermedio è invidiabile. Uh. Adesso vediamo il tratto successivo. Tutto è ancora possibile. No, cosa ha fatto? Mamma mia. Errore clamoroso. Sento la pressione, ragazzi, sento la pressione. Ma è impossibile, perché il fondo è veramente duro, eh. È che ho perso troppe medaglie nel biathlon, solo una. Non vedrò la prossima Olimpiadi di NGL, si gode. Però occhio, siamo via, occhio, non siamo messi bene. Non lo so, non voglio dire niente, raga, ma. Situazione grottesca, situazione grottesca. Buon tempo intermedio. Insomma. Ho visto di meglio, raga. Qui sembra che si stia stancando. No, Forse sono dovrebbe solo un stirare di più. pirlotto. Veramente tosta. Al giro di boa a socchezzi. Odio sta salitina finale, bastardissima. Allora, 3, 2, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 3, 7, 3, 8, 3, niente. Si presenta in ottima forma. Si può essere soddisfatti della sua Quarti, pensati. 3, 7 qua addirittura, ancora più fenomeni. Vabbè. Giappone, Canada, Russia, vediamo per Norvegia. Giappone, Canada, Russia, Giappone, Canada, Russia, la Russia è quella che ha preso più medaglie, e quindi argento è pronto, sfortunatissima la Norvegia comunque. Norvegia è andata troppo indietro. Giappone oro, Canada argento. Quell'oro statunitense è a dir poco fastidioso. Mancano 4 gare. Siamo a pari medaglie, ma gli Stati Uniti a 2 argenti in più. O becchiamo argenti e rimaniamo così e vinco io per totale, perché con le parità di medaglia vincono gli argenti poi il totale, chiaramente. Oh boh, la vedo durissima, ragazzi, la vedo molto dura. Austria per 18, Norvegia recupera un po', ma ormai è andata, credo. 2, 4, 6, 8, sì. 16, 20, se non ce la fa, sì. Norvegia, sicuramente fuori da tutto, però il podio lo può portare a casa. Va bene, raga, 4 gare. Dalla fine degli anni Vai. 80 sono stati soprattutto gli italiani a mettersi in evidenza nello sci di fondo. Marco Albarello, ad esempio, 1987. E negli anni successivi gli italiani non hanno vinto meno di 27 medaglie olimpiche nello sci di fondo. Favoloso. Mi serve adesso quello importante. Adesso sto calmo, tranquillo, parlo poco e devo pedalare tanto. No, ancora.
Ecco l'errore. Velocità estremamente elevata. Ecco l'errore che non devi Credo fare. che debba risparmiare un po' delle sue forze. Se continua così, crollerà metà. Devo usare però. Bisogna un po' usare. Sono lento adesso però. Un ritmo elevato in questo tratto. Vai. Basta che non si stanchi presto, altrimenti alla fine gli mancheranno le forze. Sì, Oh, cazzo. benissimo. Quindi bisogna un po' usare, Bisogna un pochino usare in salita. E qua il mio problema è qua che perdo tanto. Calma, calma. Nulla è perduto. Tutto si può fare. Mamma mia che tensione. Dobbiamo stare sui 20. Qua vi sto distruggendo qua però non mi ritirare troppo. Alla lunga ti massacra. Purtroppo. Il tempo? Sì. Niente. Qua proprio non riesco a interpretare. Non riesco a interpretare quella salita. C'è da fare. Ho perso tutto il vantaggio, sì, soprattutto nella 15 millesima, per carità, però. Se la sto mettendo tutta, ma è dura. È dura, è dura, è dura. Questa è la salita più fastidiosa della storia olimpica. Non spero una prestazione negativa degli altri. 8, 9, 10. Un tempo veramente spettacolare. Molto buono, ma niente di eccezionale. Sesto. Mamma mia. Oh, Norvegia si piglia l'oro. Si piglia oro. Giappone oro. Norvegia. Oro e argento. Russia. Bronzo. Noi. Fuori da tutto. Ne mancano 3. Devo cambiare approccio, Gli ultimi non va bene. preparativi. Concentrazione. Eccolo, parte. Relax, Cuba, relax. Uno stile molto forte. Ma deve organizzare molto bene la sua gara. Calma, calma, calma. Provo a non stancarmi tanto in questo punto. No, calma, calma, calma. Dai, come È molto relax. forte. Sì, adesso ha un buon ritmo. Sono tesissimo. Ottimo. No, silenzio. Devo fare la tecnica come per il biathlon, nei punti dove posso accelerare accelero e dove non devo accelerare vado normale. Infatti sono vicino, cazzo. Calma.
sì, non devo... ho sbagliato tutto. Ti prego, ti prego. Qua non devo stancarmi, sono vicinissimo, dai ragazzi! Dai che forse avevo la tattica al quinto tentativo. Dai che al quinto tentativo forse c'è la tattica vincente, speriamo. Certo mi sto massacrando le dita. Però siamo molto più vicino rispetto... Una prestazione. Ho perso tanto, però ho perso tanto adesso. Ho 2 secondi, ho perso tanto, Beh, sarà impossibile che possa mantenere Dai. questo ritmo fino alla fine. Non dovrebbe dare il massimo troppo presto. Dai, Kume, dai, che le possibilità di medaglia d'oro sono tantissime. La tattica c'è, la tattica c'è. Buono, buono anche qua, anche qua. Come il biathlon, dai. Anche se per il biathlon metto soddisfazione perché ho sparato da cioccolataio, ma questo è un altro discorso. Siamo già però 2,55. Siamo là. Siamo là. Attenzione, 3, 3-1, 3-2, 3-4, 3-5, 3-6, 3-7, 3-8. Con questo tempo può aspirare ad una medaglia. Non lo so. 3-9, ho migliorato, ti prego. Secondo. Secondo, cazzo, secondo. Scusate, ho bestemmiato un po' l'acqua antico. La Germania ha preso più medaglie, quindi ovviamente la Norvegia sfortunatissima comunque. Austria oro. Però mi avvicino a quegli argenti. Italia argento. Germania bronzo. Scusate. Norvegia argento e bronzo. E perde una medaglia dell'Austria. Attenzione che la Norvegia sta rischiando seriamente di non arrivare a podio, eh? Incredibile. Questo è veramente incredibile. 3-8, non ci credo. Era una sfiga, però. Quella... Basta un argento in realtà adesso, eh? È vero, il pubblico eccezionale. Basta un argento in realtà. Eccezionale. Io e Jessica, quell'oro maledetto così, in maniera subdola e vendicativa. Un ritmo elevato in questo tratto. Basta che non si stanchi presto, altrimenti alla fine gli mancheranno le forze. Comunque la tattica c'è, solo che ho solo 2 gare adesso. Ci serve un oro, ci serve un oro. Almeno un fottutissimo oro. Qua non lo so se stiamo andando meglio però, sinceramente. Non lo so. Uno stile molto forte. Questo è il classico Simply Work Class. Vediamo, all'intermedio, ho 2 secondi, avevo di vantaggio. Sì, Qua molto meno. Non devo cannare la salita, questa è la salita maledetta. Se azzecco questa ho chance, però sono più indietro rispetto a prima. 2 secondi sono tanti, contando che poi ho perso di comunque quanto un secondo. Sarà durissima, raga. Ci manca quel qualcosa, raga, ci manca quel qualcosa. Bisogna puntare all'argento. Non c'è altra alternativa, non ci sono altre alternative, raga. Non abbiamo molte alternative. Certo che se gli Stati Uniti fanno un altro oro è finito. Purtroppo non ci vuole tanto a capirlo, ecco. Bene così. Siamo indietro adesso.
Non di tanto, ma siamo indietro. Velocità elevata. Velocità estremamente elevata. Dai. Credo che debba risparmiare un po' delle sue forze. Se continua così, crollerà a metà gara. No, non crolla un cazzo. Non crolla nessuno, non crolla. Non crolla nessuno. Non crolla nessuno. Non crolliamo stavolta. Ma sono stato meno veloce nella velocità di punta, ma più costante. Speriamo, raga, speriamo. Tre, 1, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Che direi no. Termina la gara di sci di fondo con un tempo favoloso. Credo che debba essere Secondo ancora. Mamma mia, meno male. Però almeno arriva l'argento. Olanda, oro, vediamo. Tra Olanda e USA. Tra Olanda e USA. USA. Quindi niente, non ne azzecca una. La Norvegia show al contrario. Poretti. In questo momento torniamo davanti al medagliere per il totale. Che lotta. Attenzione però, Stati Uniti ha preso una medaglia, quindi questo non ci voleva comunque. Madonna, fai una Olimpiade mostruosamente incredibile. Stiamo calmi. Stiamo calmi. Calmi, calmi, calmi. fondo di praticamente 50 km maschile. Ultima gara. nella sua forma migliore. Adesso dovrà esprimerla in gara. Dai, Questo è stato il segnale di partenza. dai ragazzi. Proviamoci. Sarà durissima, ma proviamoci. Elevato, molto forte. Non parlo, raga. No, no, no parole, no parole. C'è una tensione devastante. Mamma che tensione. Velocità elevata. Velocità estremamente elevata. Dai, E credo che debba risparmiare un po' Vediamo. delle sue forze. Se continua così, crollerà a metà gara. Il tempo intermedio è eccellente. Sicuramente, una gara veloce finora. siamo lì. Non siamo più riusciti a ripetere però la prestazione della prima dopo il giro di boa, diciamo, delle quattro. Dai, 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 dai. Sempre al top, come sempre al top, come. Però. Vedo distanti i miei avversari. Sono preoccupato. Dai, 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 Kuma, dai, Kuma, dai, Kuma, dai, Kuma. Dai, Kuma, dai, Kuma, dai, Kuma. Ottimo tempo Sì, molto bello, molto interessante. Beh, sarà impossibile che possa mantenere questo ritmo fino alla fine. Non dovrebbe dare il massimo troppo presto. Stai buono. Stai buono. Non lo so però, non lo so. Così a sensazione, non lo so. Così a sensazione, non lo so. Non che fa no. 4, 5. Sono anche lento. Una prestazione convincente. Vediamo.
secondo. Ciao! Però l'usa ha preso la medaglia, che due coglioni. Ce la giochiamo all'ultimo, se facciamo tutti i conti. Comunque incredibile, ancora la Norvegia fuori. Non mi ha indovinata una. Eh sì, perché gli Stati Uniti ha preso più medaglie. Oh no, ah no, aspetta, no, stavolta no, scusate, no. Ok, doppio oro, però forse l'Austria comunque ti imbotta. Doppio oro norvegese, perché c'è l'oro comunque austriaco. Italia argento. Forse gli argenti mi salvano, Stati Uniti terza. E vediamo ragazzi. Andiamo, ci becchiamo per il medagliere olimpico e cerimonia di chiusura. Raga, ecco il medagliere olimpico. Incredibile. Italia, vinciamo, ma solo per il fattore casa. Quindi ho trovato finalmente, secondo me, il giusto compromesso, perché con delle Olimpiadi non in Italia, sta Olimpiade era proprio andata, soliti giri di parola, soliti francesismi, scusate le ripetizioni, ma è così. Ho vinto per una medaglia in più, un argento in più, 27-17-17 contro 27-16-17, solo che non è la Norvegia, ma è USA, incredibile. Austria terza, pazzesco, a 7 medaglie di differenza d'oro, ma comunque un bel totale. La Norvegia che ha fatto un totale mostruoso, è comunque vicinissima a noi, però una medaglia d'oro in meno e perde il podio. It's incredible, it's incredible. Quindi da seconda a quarta. Poi Olanda quinta benissimo, Germania sesta molto bene, comunque Olanda 42 totali, Svizzera settima benissimo, Finlandia ottava, partita bene poi un po' in sordina, Russia nona, Giappone decima, fuori dal podio, Francia, Canada tra le big, poi abbiamo Corea, Australia, Cina, Svezia, Irlanda, Spagna con un oro incredibile, Belgio, Danimarca, Great Britain, Polonia, Repubblica Ceca ovviamente, Slovenia, Portogallo, Ucraina e Hong Kong. 181 medaglie d'oro assegnate, 140 d'argento, 131 bronzo per un totale di 452 medaglie rispetto... mi sono accorto che a Pechino non ho fatto quella parte là, non so perché, mi sono incoglionito. Comunque rispetto a Parigi, rispetto alle Olimpiadi estive, sono 452 contro 1140, quindi ci sta perfetto. Raga, adesso a parte le Olimpiadi, quelle comandate sono Los Angeles 28, però prima ci spariamo sicuramente quest'estate o comunque verso l'estate Atlanta 96 proprio per capire bene i bonus cioè, le Olimpiadi in casa degli Stati Uniti come puoi vincerle, sono già fortissimi in tantissime discipline, hanno anche come si dice il bonus su tutte le discipline, non lo so, però proviamoci, insomma, il Cuba è un po' tutto, lo sapete, il Cuba è un po' pazzo, questo secondo me è proprio l'apoteosi, questa Olimpiade di una medaglia, adesso sono sicuro che sarà durissima, e se prendiamo un medagliere chi se ne frega, però almeno abbiamo vinto quello di Milano e Cortina 26 e siamo tranquilli. Fino a Milano e Cortina abbiamo vinto, adesso non lo so. E niente, dopo chiaramente voglio provare invece Lillehammer in Norvegia per fare il test anche delle Olimpiadi in Norvegia, che anche là, ciao, sarà impossibile, ma dobbiamo provare anche le Olimpiadi impossibili. E niente, raga, è stata veramente un'Olimpiade bellissima, tanto seguito, il canale è tornato bello, attivo, sono strafelice, sto divertendo tantissimo con voi, adesso chiaramente voglio portare tanto NGL Biathlon, e vediamo, insomma, tra collezioni e altri giochi, a breve deve partire anche lo zoccolo duro comendiano, bisogna capire bene se con PES recente o con i PES vecchi, con le patch, le mod, insomma, retro. E niente raga, saluto del comendone veneziano, Olimpiade, ripeto, strepitosa e vinta per pochissimo. E niente, e come sempre, arrivederci a Los Angeles 2028. Ciao!